Va ora in onda Musica Indipendente. E diamo subito la linea a Sammy Varin. Ma grazie alla regia di Milano, Federico DJ Borsari, sospendiamo per un attimo le trasmissioni, fatemi capire perché stanno succedendo delle cose molto strane e molto gravi. Allora, spiegatemi un attimo, sul 25 aprile cos'è che è successo? La maggioranza ha votato il testo dell'opposizione, ma l'opposizione non ha votato il testo della maggioranza, che era sempre quello, perché mancava il termine antifascista. Cioè, l'opposizione non voterà nulla della maggioranza che non abbia dentro il termine antifascista. Qualunque cosa deve essere antifascista. Ma in questo momento su tutte le agenzie c'è la Schlein che è molto attenta, questa ragazza, signori, fa delle dichiarazioni veramente particolari, attentissime, puntigliose. La Schlein risponde al presidente del Senato La Russa: l'antifascismo è la Costituzione. Capite? Questa è una che ha studiato, Questa è una che ha studiato e si sente in ogni frase, in ogni parola che esce dalla sua bocca e ne escono pochissime, devo dire, in queste ore, ma proprio poche, ma oggi avrà modo di parlare la Schlein, gli facciamo tanti auguri perché fa la prima riunione ufficiale del Partito Democratico, chissà se voleranno gli elmetti oppure no. Per il momento l'elmetto se l'è messo il nostro Presidente della Repubblica, che tifa guerra. Io non so come la pensate, signori, so soltanto che per mezz'ora qui con Sammy Varin su Radio Libertà parliamo di musica, di buona musica, di ottima musica, perché la canzone d'amore, sì, ci vuole, certo, ma ci mancherebbe, ma una volta tanto vogliamo parlare di canzone d'autore, perché la canzone d'autore non è morta, vive. Certo, è nascosta perché se dici determinate cose ti passano le radio importanti, se ne dici altre no, non ti passano mica. Fammi parlare con l'ospite di oggi per Musica Indipendente, 20 minuti con il ritorno di Sergio Borsato. Ciao Sergio! Alghè? Sergio, ci sei? Provo a recuperarlo. Sì, dopo una presentazione del genere, ragazzi. Ciao, lo abbiamo! Ciao a tutti. Ciao, cari. Sergio, ci sei? Sì, ci sono io. Mi sentite? Eccolo, adesso ci sentiamo, certo. Occhio che se stai usando un viva voce magari ti sentiamo un po' troppo lontano, cerca di parlare vicino al microfono. Sergio certo. Borsato è tornato a cantare. Dopo una pausa, cosa sono stati? 15 anni o forse un po' meno? No, più o meno sì, 15 anni. Poi un amico mi ha convinto che devo ricominciare, quindi mi hanno spinto a ricominciare. Forse non avevo più nulla da dire, quindi sono i tempi per agire, i tempi per stare in silenzio. Allora, io apro subito le linee, chiaramente chi vuole parlare in diretta con noi lo può fare. Sergio Borsato, siete in moltissimi
a ricordarlo, cantautore da tantissimo tempo, cantautore del territorio, sanguigno, di autonomia, di indipendenza, di autodeterminazione dei popoli. Io non lo so, adesso ci dirai tu, perché sono tutti termini un po' che magari sono passati di moda o forse no. Fatto sta che Sergio Borsato è uscito in queste settimane con Liberi e Forti, un nuovo album che non contiene 3, 4, 5 canzoni, sai, quei mini LP che si usano adesso. No, 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 ragazzi, Sergio Borsato ha un fracco di cose di cui parlare e immediatamente ci fa sentire qualcosa. La title track dà il titolo a questo album. La nuova canzone di Sergio Borsato è Liberi e Forti. E la linea torna a Sammy Varin. Liberi e Forti, il nuovo CD di Sergio Borsato, cantautore veneto. Grazie prima di tutto Sergio Borsato per avercene omaggiato un po' di copie da distribuire a chi ti ascolta, a chi è interessato a questo tipo di musica, a chi è interessato a te, perché hai un fracco di fans ancora in tutto il nord e non soltanto. Questo è un album nuovo, è un disco che è un canto folk di storia, di protesta, di uomini.
com'è cambiato Sergio Borsato in questi anni, se è cambiato, e come hai deciso di inserire tante argomentazioni anche discusse, anche che generano polemica in questo album. Tra poco ascolteremo un brano intitolato Norma Cossetto, ma ce n'è un altro che ascolteremo per salutarci che si intitola Maluentu, argomenti che noi conosciamo bene perché su questa radio se ne parla quasi quotidianamente, ma su altri canali direi di no. Sergio, cosa ci hai messo in questo album? Ma diciamo che sono stato coerente con le mie idee, con il mio percorso poi di vita. Qui raccontiamo gli ultimi su questo album, cioè quelli che vengono considerati poi le anime fragili, intese anime che per mille ragioni vivono ai margini della cosiddetta, quella che oggi viene chiamata cosiddetta società liquida. Quelli che vengono travolti dal dinamismo frenetico che non guarda in faccia a nessuno, ti morfica, ti mastica e ti sputa. Diciamo che racconta quelli che hanno il senso del tempo, inteso come lo scandire naturale del ritmo vitale delle cose, che ogni giorno vengono schiacciati poi da quella che viene considerata la cultura, che io chiamo la cultura della fretta. Tante volte ci dimentichiamo chi siamo, da dove veniamo e soprattutto non capiamo poi dove andare. Noi vediamo talent, sottotalent che effettivamente utilizzano talenti, ma io sono dell'idea che più che utilizzarli li sfruttano. Ecco, io canto canzoni, sono canzoni considerate canzoni d'autore che hanno lo spazio che serve. Oggi siamo relegati un po' in una riserva indiana. A parte il mio percorso poi che può aver dato adito a pregiudizi da parte di chi questo mestiere magari lo fa per professione. Io parlo del mestiere del giornalista. Io sono convinto che un vero professionista dovrebbe capire se c'è qualcosa, se c'è del contenuto all'interno di un testo, diciamo, perché una canzone è detta così, è una canzone, è musica, ok, però tu vai a dare dei segnali. Diciamo che oggi servono persone stupide, pronte a seguire il capobastone del momento, ergo la cancellazione di quelle che possono essere idee, che permette poi di alimentare quello che diciamo da anni e dare forza al pensiero unico. Questo siamo noi e rimarremo sempre così. Diciamo poi che scrivere, comporre, suonare e quindi poi incidere le mie canzoni è un pezzo profondo di me stesso, chi mi conosce lo sa, e ne ho bisogno come dell'aria che respiro. Questo, per chiudere, ti posso dire che è un disco d'autore che non ha tempo e non ha mode. E all'interno ha dei suoni e modalità di arrangiamenti che sento molto vicini a me, e la mia volontà è quella di comunicarlo, provare a farlo, diciamo così, volare in cielo. Quindi tu sai che nei miei alti e nei miei bassi ho sempre provato a salvare questa parte di me, anche magari rimettendoci. Ho scelto la strada in salita anziché la strada in discesa, quindi tutto si traduce in musica e scrittura. Altra cosa non ho né una particolare attesa e nemmeno timore di un giudizio o di pregiudizio, qualunque esso sia. Vedo che CD è stato accolto bene, ma sto parlando proprio a livello nazionale, non solo d'area, cosa eccezionale. Ne parlano di più in Campania, in Sicilia, in Calabria e in Lombardia, adesso con te, piuttosto che in Veneto. Ma è vero il detto, no, nemo profeta in patria. E quindi, non avendo aspettative di successo, posso tranquillamente essere coerente con me stesso e guardare avanti senza nessun tipo di paura. Ecco, se vogliamo dirlo, il CD rappresenta quella parte, diciamo, degli uomini, no? Ripeto, le anime fragili, quella parte che sembra quasi una sindrome compulsiva tra guerra e pace, e quindi sotto certi aspetti gli uomini in questo caso hanno dei disordini mentali che
sì, da capire, ma è così dalla notte dei tempi, da quando penso sia stato, diciamo così, sia stata la prima creazione dell'uomo. Forse abbiamo bisogno di questo, non lo so. Forse abbiamo bisogno di ascoltare con attenzione, senza fretta, il nuovo album di Sergio Borsato, Liberi e Forti, e ci sentiamo un altro pezzo che si intitola Norma Cossetto. Un album coraggioso, il nuovo album di Sergio Borsato, che trovate su tutti gli store digitali, che trovate in versione fisica, mi raccomando, anche negli studi di Radio Libertà, grazie a Sergio che ce ne ha omaggiate un po' di copie, e che trovate anche semplicemente su YouTube cercando Sergio Borsato. Un album coraggioso perché questo pezzo si intitola Norma Cossetto, e qui capite subito che ci vuole coraggio per dedicare un pezzo all'esodo istriano dalmata. Perché? Perché Borsato un pezzo su questa cosa terribile avvenuta e tenuta nascosta per decenni? Diciamo soprattutto per ricordare. Il giorno del ricordo non deve essere, o della memoria, non deve essere un giorno su 365 giorni. Il giorno del ricordo deve essere sempre, tutti i giorni, quotidianamente. Ecco, una canzone che ricorda l'orrore di quello che può essere
la guerra, ma piuttosto anche che un'ideologia. E questo ha portato poi a dei crimini che si scoprono magari un po' più avanti di altri. Ecco, questo di concerto anche su altre canzoni che nel mio album enunciano e denunciano questi fatti, soprattutto ad esempio Birkenau, piuttosto che Maluento, che sentiremo dopo. Ecco, io racconto appunto gli errori e gli orrori degli uomini. E in questo caso si racconta la storia che vale per tutto quello che poi sono le foibe e quell'orrendo periodo, diciamo, della nostra storia. E racconto la storia di questi Sergio, ti insegnanti. interrompo Sergio perché stanno arrivando Vai. un fracco di WhatsApp al 346-642-7756, chi ti dice bentornato, chi ti dice che fine avevi fatto con 2 punti interrogativi, ma soprattutto chi ci chiede dove trovare questo album, poi lo ripeteremo. Io aggiungo che è un album che hai fatto con importantissime collaborazioni. Uno tra tutti, lo dobbiamo salutare, è anche un amico di quella che fu Radio Padania, Radio RPL e ora Radio Libertà, il grandissimo Massimo Priviero. Ma non c'è solo lui, è vero Sergio? Certo, diciamo che la collaborazione con Massimo, e poi è lui il colpevole, è lui che mi ha spinto a ricominciare il tutto poco prima del 2020, a rimettermi in gioco e a cominciare a buttare giù qualcosa sulle mie idee. Ho avuto 15 anni di tempo per pensarci, quindi. Ecco, ma la collaborazione con Massimo ha una connotazione, diciamo, pregnante sulla parte di veicolazione delle mie idee. Sa per il fatto che siamo molto vicini come visione del mondo, per il fatto che siamo veneti, perché lui è veneto come me. Questo non lo so. Invece per quanto concerne i componimenti, le liriche e, diciamo, a parte la strada del Davai, che come sapete è ampiamente sua, canzone bellissima che ho voluto all'interno del mio album, io sono poi coerente con il mio modo di pensare la musica. Ho la fortuna che si è avvicinato a questo e quindi gli ho detto: io mi rimetto in gioco, tu mi curi tutta la parte della direzione artistica. Ed è nato questo disco che ci sta dando delle grandi soddisfazioni, perché ricordo che è tra i primi 3 in Apple Music Italia, quindi davanti a me c'è Coez e Imola, ma per ovvi motivi chiaramente avranno uno spazio mediatico che è enorme rispetto al mio. Ricordiamo che Modà ha le spalle a Friends and Partner dell'amico Salzano, senza contare Coez, che chiaramente è un soggetto che riunisce tutti i giovani. Quindi essere lì al terzo posto mi conforta. Ricordiamo poi che il May stesso ha dedicato, io rientro tra i primi 300, anzi sui 300 prescelti, e rientro nei primi 100, quindi sono al 76esimo mi pare a posto. Ed è una cosa che fa specie, significa che la musica d'autore è viva e funziona. A parte quelle che possono essere la domanda che di solito mi fanno, e quindi la anticipo io, ma questa può essere anche un disco politico, eccetera, eccetera. Beh, se dico sì, se per politica intendiamo la politica di Aristotele, quello come la intendeva Aristotele, cioè arrivare chiaramente al dunque e intendere l'insieme, quelle che sono l'insieme delle dottrine e delle conoscenze che hanno per oggetto la specifica dimensione dell'agire associato, quindi per un bene comune, allora sì, lo è. Stanno arrivando WhatsApp al 346-642-7756, ma chiaramente se c'è qualcuno che vuole entrare in onda può chiamare 0292947222. C'è Sergio Borsato, cantautore veneto appena uscito con il CD Liberi e Forti dopo 15 anni. Bello il brano di Sergio Borsato, ci ha fatto ricordare i gloriosi tempi. Complimenti Dino dalla provincia di Brescia, ma anche tanti amici dei tempi passati che ti danno il bentornato. Ci sono anche dei sardi? Sì, perché si è sparsa la voce che in questo CD c'è anche una canzone che si intitola Malu Entu.
ecco, in questi ultimi minuti vorrei una connotazione di questo pezzo che ha pochissimo testo, che è un pezzo da ascoltare, da provare, da sentire, da annusare, se volete. Maluentu per molti di voi non significa nulla, forse mal di ventre significa qualcosa di più. Per noi che abbiamo vissuto quegli anni che odoravano di indipendenza, di autodeterminazione, che vedevano un personaggio, Dottore Meloni, a lottare contro uno Stato che lui non riconosceva, una ribellione senza fare del male a nessuno, che lo ha condotto alla morte, perché si è lasciato morire in carcere, non mangiava e non beveva. E Dottore Meloni nei suoi ultimi mesi era passato da Radio Padania, era venuto in diretta qui con voi, cari ascoltatori. Ecco, fa sensazione sentire adesso cantare di Maluentu, e prima di salutarti, prima di ascoltare questo pezzo, certamente voglio sapere il tuo pensiero in questa canzone. Ma diciamo che questa canzone racchiude l'insieme poi di quello che può essere un sogno e un obiettivo da raggiungere. Una delle persone, insieme a Bobby Sand, che posso definire pronte a tutto pur di raggiungere chiaramente un loro sogno, un loro obiettivo, è Meloni Dottore. Ho avuto poi la fortuna oltre che di conoscerlo, di conoscere la famiglia, di conoscere la figlia, soprattutto, che tra l'altro alla fine sentirete la sua voce, che dirà appunto il nostro giorno verrà. Quindi racchiude tutto quello che è lo spirito poi di un uomo, pronto a tutto pur di raggiungere chiaramente quello che è il suo sogno finale, che nel suo caso era la liberazione della Sardegna. Quindi un canto questo dedicato al popolo sardo e dedicato alla sua anima, sempre presente nella nostra mente. Quindi io direi Maluentu è qualcosa di importante in questo disco, che rappresenta molto quello che poi è il mio libero pensiero. E che è anche il nostro. Noi ringraziamo davvero Sergio Borsato per questa veloce chiacchierata. Il resto lo trovate nel suo ultimo album. Ricordiamo dove si può trovare il tuo ultimo CD, Liberi e Forti, Sergio. Allora, si può trovare in tutti i canali distributivi, distribuito self, quindi da Feltrinelli a Mondadori ai migliori negozi di dischi. Poi lo si trova nelle piattaforme digitali, in Music, in Spotify, Deezer, tutte le altre chiaramente piattaforme più importanti. Per chi volesse c'è la possibilità di entrare al mio sito oppure comunicare via Facebook, la mia pagina Sergio Borsato Official, oppure in Instagram Sergio Borsato Official, oppure appunto nel mio sito che è www.sergioborsato.com. Sergio Borsato, grande piacere di averti ritrovato, buona musica, ti seguiamo e ti trasmettiamo. Grazie a tutti, un abbraccio. Avete ascoltato Musica Indipendente. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Presidente,
Gli organi di rappresentanza per gli italiani all'estero, i 118 Comites e il CGIE, stanno vivendo un momento drammatico. I pochi fondi messi di solito a loro disposizione, in genere appena sufficienti per il loro mero funzionamento, sono stati ulteriormente tagliati di quasi la metà. Il capitolo di spesa 3103 per i Comites è passato da 2.248.138 euro a 1.248.138 euro, mentre quello per il CGE 3131 è passato da 1.107.500 euro a 607.500 euro. Sollecito il governo a porre rimedio urgentemente a questa situazione per permettere almeno il loro minimo funzionamento nell'interesse delle comunità italiane all'estero. Grazie mille, Presidente. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Potere al Popolo.
Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Un pezzo struggente, questo intitolato Maluentu, un pezzo che non ti aspetti, ti aspetti magari tante parole, le solite, che abbiamo detto per decenni, fallendo tutto ciò che volevamo portare avanti. Un pezzo che contiene pochissime parole, se non quelle, avete sentito, della figlia di Doddore Meloni negli ultimi istanti. Da ascoltare questa canzone Maluentu nell'ultimo album appena uscito di Sergio Borsato, artista indipendentista che abbiamo conosciuto parecchi anni fa a Radio Padania e che ora ritorna con un nuovo album che contiene tantissime idee. Chi vuole entrare in diretta? 0292947222. Questo è il numero di Radio Libertà, anche tramite WhatsApp 346 642 7756. Tra poco vi lancio anche qualche appuntamento da non scordare perché ne sono arrivati parecchi targati Lega. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto Presidente, buongiorno, sono Sergio da Bolzano. Intanto saluto Sergio Borsato, che è stato meraviglioso nella sua, diciamo, disquisizione musicale e anche dialettale, veramente bravissimo. E bravo te perché hai fatto una trasmissione, ma veramente arrivi il venerdì che è la fine settimana e diventi veramente un mago. Fai una trasmissione che è veramente spettacolare, guarda, veramente. E bravo anche il regista Federico che ha messo quel pezzo lì, Maluento, che è veramente un pezzo fenomenale. Ecco, allora finisco il mio discorso. Avendo ascoltato Sergio Borsato e le sue canzoni, specialmente Maluento, guarda, io il 25 aprile metto fuori dal mio balcone 2 bandiere per la festa della libertà. Il leone di San Marco e i 4 mori della Sardegna. Ecco, ti lascio e ti auguro buona fine settimana. Ciao Semi, viva la Lega. Grazie, grazie Sergio da Bolzano, complimenti assolutamente infondati perché Mago Varin fa il mago tutta la settimana, non soltanto al venerdì. 029294 7222 per entrare in diretta con Sammy Varini in Potere al Popolo. Stanno arrivando ancora tantissimi messaggi di ringraziamento a Sergio Borsato per essere tornato a cantare. Liberi e Forti è il suo ultimo CD. Ma attenzione, a proposito di Lega, mentre ringrazio naturalmente la regia di Milano che ci sta facendo scorrere le idee targate Lega, il 2 per 1000 alla Lega. Domani sabato Sammy Varin andrà a presentare la sua bella, si fa per dire, dichiarazione dei redditi e, come molti di voi, specificherò nel 2 per 1000 di 43, di come Domodossola 43, perché noi crediamo nella Lega. Se credete nella Lega, beh signori, non potete non andare alla festa della Lega di Grumello del Monte. Ricominciano le feste targate Lega, ce ne sono tantissime in arrivo nella Bergamasca, ma la prossima settimana, dal 27 aprile al 1 maggio, è festa della Lega a Grumello del Monte, con lo Spiedo Bresciano a mezzogiorno del 1 maggio. Spiedo Bresciano il 1 maggio alla festa della Lega di Grumello del Monte. Lunedì prossimo ne parliamo, perché questa è una cosa seria. La sera del 1 maggio a Grumello del Monte, sai chi arriva? Matteo Salvini. 1 maggio, Grumello del Monte, notizia appena arrivata, non la sa nessuno, arriva Matteo Salvini il 1 maggio a Grumello del Monte la sera. 0292 94 7222. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy. Miracoli che si presenta Matteo Salvini. Comunque, a parte questo, ti volevo fare una domanda. Giorgetti ha detto che per incrementare le nascite, presumo, delle famiglie italiane,
vengono detassati, cioè si parla di 10.000 euro all'anno, no? Ma sono compresi anche, è compreso anche le famiglie degli extracomunitari? Io ti faccio questa domanda perché altrimenti quelli si metteranno a fare figli a manetta, figurati. Cioè non lo so, non lo capisco bene questo discorso. Grazie, ciao. Grazie cara. Beh, penso proprio di sì, che siano compresi anche gli immigrati. Stiamo parlando naturalmente di chi è in regola con i documenti, e non penso che si metteranno a fare figli a gogo, perché ne fanno già di figli a gogo. Non ricominciamo a tirare fuori la questione della sostituzione etnica. No. Diamoci da fare anche noi, signori. Fate l'amore, non la guerra, attenzione, diamoci da fare. E sta cosa, insomma, che Giorgetti promette sgravi fiscali incredibili. Stanno arrivando dei dati veramente che, se fosse così, ci viene voglia di fare bambini. Non scherziamo, è effettivamente una mano alle famiglie che hanno avuto coraggio di mettere al mondo dei figli, bisogna darla. E non bisogna guardare certamente se sei bianco, se sei nero o se sei giallo. Certamente ci saranno dei vincoli su questo, e non sono sicuro. Per cui è uscita l'idea, aspettate che si perfezioni. A proposito di appuntamenti da non scordare, vi dicevo, questa festa è una festa veramente da inserire in calendario, dal 27 aprile al 1 maggio a Grumello del Monte, con Matteo Salvini che arriva il 1 maggio sera. Ce n'è un altro di appuntamento bello, questa sera alle 18:30, un presidio della Lega a Milano, in via San Dionigi a Milano, dove c'è un degrado che sta distruggendo il parco. Adesso si mettono a fare grigliate. Facciamo come il PD a Bologna, signori, le vietiamo le grigliate anche nella propria proprietà privata, le vietiamo le grigliate, non esageriamo, ma questi stanno bivaccando, questi fanno il bello e cattivo tempo nei parchetti di Milano, quel poco verde rimasto lo distruggono. Se siete in zona, stasera alle 18:30, presidio a Milano in via San Dionigi con la Lega, ma sarà un weekend molto importante per chi abita a Milano. Avete sentito anche la tragica notizia della donna investita da una betoniera. Bene, ci sono presidi e gazebo in tutta Milano domani e domenica, proprio per puntare sul problema sicurezza, che è la sicurezza dai malintenzionati, ma anche la sicurezza di una Milano ormai sempre più esclusiva, dove la gente muore tranquillamente e nessuno pare importarsene nulla. 0292947222, chi vuole parlare con Sammy Varin in questo momento lo può fare. Tra pochissimo riavvolgeremo il nastro della settimana come ogni venerdì, e quindi commenteremo la settimana con degli ospiti indipendenti. Intanto però si ritorna a bisticciare sul 25 aprile. È bello arrivare al 25 aprile perché si litiga, e mai come quest'anno certamente, con la Meloni e il centrodestra al governo. Ragazzi, non vedevano l'ora gli amici sinistrorsi per menarci il torrone. Allora, dunque, cos'è successo? A calci in culo, mi verrebbe voglia di aggiungere, no, si chiama calci così, siamo in provincia di Pisa, il sindaco chiede la cittadinanza onoraria per i partigiani e, attenzione, la destra cattiva boccia la proposta. No! Come osa la destra cattiva bocciare la proposta di cittadinanza onoraria per i partigiani? Subito, immediatamente, agenzia, così come Asseriate, signori, Asseriate in provincia di Bergamo. Sentite qua, roba da prima pagina, niente bella ciao Asseriate. Non si canta bella ciao per il 25 aprile.
addirittura non fanno salire lampi sul palco. Il sindaco di Seriate della Lega, parlo solo io. Crocifiggiamolo. Crocifiggiamo il sindaco di Seriate e i partigiani disertano la cerimonia, ragazzi, capite? Robe importanti. Ma queste sono le agenzie che vengono poi messe tutti in apertura di pagina sul quotidiano online Repubblica. E vi dico l'ultima, un'altra notizia gravissima. Il presidente del Consiglio regionale della Liguria, lo abbiamo sentito su queste frequenze spesso, ci furono anche eccidi partigiani. Bufera sul leghista Medusei ha osato dire che ci furono anche eccidi partigiani. Capite che essere andati al governo è importante, perché diamo veramente una bella sturata, lentamente, of course, a questo paese e a questa Europa. Arriviamo anche all'Europa, però vedi poi come si spostano i problemi su queste situazioni, e ora siamo lì a litigare sul 25 aprile e sulla maggioranza che ieri avete sentito ha votato il testo dell'opposizione per rendere importante, insomma, la commemorazione del 25 aprile e non soltanto, ma l'opposizione non ha ricambiato perché mancava il termine antifascista. L'opposizione vota qualcosa del governo, della maggioranza, solo se all'interno c'è il termine antifascista. Bisogna fare una vita antifascista. Qualunque cosa deve essere antifascista. Perché? Perché l'antifascismo è la Costituzione. Dice l'illuminata Schlein, signori, che parla poco, ma quando parla, ragazzi, ma dice di quelle cose che uno deve, ma come fa? Come fa veramente ad avere in mente queste cose? Tanta pazienza, santa pazienza. Oh, e mi ero dimenticato di dirvi che c'è il mercatino di primavera a metà maggio. Eccolo, il mercatino di primavera, meno male, almeno quello ci fa pensare ad altro, ragazzi. Siamo veramente in che mani potevamo andare con la Schlein? Adesso abbiamo questa tortura, una tortura quotidiana, quella goccia cinese che pim pim ogni giorno. Mercatino di primavera, domenica 14 maggio, segnate sul calendario, se siete in zona Varese, saremo ad Oggiona con Santo Stefano, provincia di Varese, a Oggiona Santo Stefano, domenica 14 maggio, dalla mattina alla sera, mercatino di primavera in collaborazione con la locale sezione della Lega. Chiaramente si mangia, si beve, ma soprattutto si beve, perché all'interno ci sarà anche il gazebo di un certo Ernestino Roveda, che ben conoscete perché è storico produttore di vino della provincia di Pavia. Ancora segnalazioni, signori, ancora WhatsApp al 346 642 7756. Certamente, il Parlamento europeo ha votato questa altra mozione della maggioranza sinistroide sui diritti gay. Siamo come l'Uganda, che insomma, secondo me non hanno neanche poi tanto torto. Stiamo diventando l'Uganda, eccolo qua, il Sammy Varin è razzista, ma in senso buono naturalmente. No, siamo come l'Uganda perché ci sono troppi politici che parlano contro i diritti gay. Capite perché bisogna cambiare questa Europa? Partendo dal Parlamento europeo, perché poi il Parlamento europeo, che è di sinistra, soprattutto di sinistra, fa votare roba del genere e vanno avanti per una settimana a menarci il torrone su questi argomenti, quando dovrebbero esserci delle cose più importanti. Chiaro che a voi, amici leghisti celoduristi, ma anche in generale chi di centrodestra ci ascolta, e non soltanto di centrodestra, uno si arrabbia e dice vabbè, ma è possibile che questi di sinistra non abbiano altre idee che queste, gay, lesbiche, transessuali e africani? No, non ne hanno altre.
solo queste leggi. E poi vabbè, se volete parlare ancora di Milano, grazie a Luigi che mi ricorda al 346-642-7756, ora Milano limiterà anche il traffico pesante. Tu dici, non c'erano abbastanza limitazioni, cioè tra poco il cartello per entrare a Milano sarà, sai, di quelli a fisarmonica, no? Che si può allargare, perché ogni settimana vengono inseriti nuovi divieti e prima di entrare uno sta lì, sta fermo a bivaccare, per quello che ci sono le tende ormai a Milano. Milano è diventata una tendopoli per africani, e naturalmente uno pensa, ma sì, è perché c'è il Salone del Mobile, quindi la si rende più avventurosa la Milano. Complimenti intanto a chi, mentre ascolta Radio Libertà, va in metropolitana a filmare le zingarelle. Abbiamo il Comitato Sicurezza per Milano che ascolta Radio Libertà e che rischia ogni giorno di prendersi insulti, sputi, botte, perché va in metropolitana a riprendere, a filmare le zingarelle che rubano. Perché poi ci sono anche quelle che non rubano, signori, non stiamo qui a menare tanto la situazione, ci sono anche quelli che lavorano in maniera onesta, purtroppo sono una minoranza, e questa è la cosa che ci dispiace moltissimo. Ancora segnalazioni al 346-642-7756, niente tasse a chi ha dei figli, ecco la Lega che piace al 110%, mi scrive Marco, ed effettivamente tra le idee del grandissimo Giorgetti c'è anche questa, fare un 110% per le famiglie che abbiano più di 2 bambini. Chiaramente Sammy Varin sorride, ma è soltanto un sorriso spensierato, perché sono anch'io in questo caso e ci mancherebbe altro, e meno male. Ancora segnalazioni. State commentando l'arresto della preside antimafia della scuola Falcone, che era stata premiata da Mattarella. La preside antimafia è stata arrestata dalla Procura europea perché rubava tablet, televisori e cibo dalla mensa, e spudoratamente, tranquillamente, filmata, e questi filmati li vedrete questa sera in tutti i telegiornali. Premiata da Mattarella, cos'era diventata cavaliere? Spesa rubata ai bambini, le intercettazioni shock, questi barattoli me li voglio portare a casa, e per la mensa comprava pure la birra. Chiaramente tacciamo di ogni cosa, poi magari prima di far diventare cavaliere queste persone, pensarci un attimino. Ma ecco che il Corriere sembra quasi prendere in giro la Schlein, signori. Circonlocuzioni e arabeschi, così Elly Schlein prova a non farsi incastrare. Come osa il Corriere pubblicare un articolo del genere sulla Schlein? Come osa? Cioè, il Corriere si sta accorgendo della pochezza della Schlein e dice che lei usa circonlocuzioni, cioè giri di parole, e arabeschi per non farsi incastrare. Chiaramente noi prendiamo le distanze da queste parole assolutamente non degne di essere scritte su un quotidiano come il Corriere della Sera. Al massimo le potremmo dire noi qui a Radio Libertà, ma proprio al massimo. Ancora una manciata di minuti al 346-642-7756. Chi entra dentro è ad esempio Francesco, certo, che mi ricorda lo stile di vita della Boldrini. No, quello non lo possiamo mica commentare, scusa, quello lo diceva la Boldrini e non si discute. Lo stile di vita degli immigrati da cui dobbiamo imparare è uno stile di vita che sai, quelle cose che sono lì
è un tabù e non puoi dirci niente, ma che l'abbiamo commentato per anni e anni su queste frequenze e anzi dovremmo avere in redazione ancora la Boldrini che parla, applaude a questo stile di vita, altro che sostituzione etnica, mi scrive Franco, sostituzione etnica, cielo, supresmatismo bianco, mi scrive Flavio, cielo, lo dicevo l'altro giorno, ne abbiamo parlato effettivamente e devi stare attento a come parli oggigiorno perché ti danno del suprematista. Gli italiani si estinguono, ma prova a dirlo, ti danno del suprematista. È proprio vero, e soprattutto i nostri politici, i politici della Lega e del centrodestra, è un periodo in cui bisogna fare un'attenzione pazzesca a ogni frase che dici. Poi chiaro, ci sono quelli che hanno più esperienza e ormai sanno che determinate paroline non le devi dire, ci sono i pivelli non è chiaramente un insulto, ci mancherebbe altro, che ancora devono imparare come ci si comporta davanti a un microfono, perché non puoi mica fare il Sammy Varin della situazione. Sei un ministro, sei un politico della tendenza di centrodestra, sei al governo, determinate parole, fai anche tu le circonlocuzioni come la Slime, È vero? Dai che ci fermiamo, ma solo per qualche istante, signori, tra pochissimo di nuovo una canzone indipendente, ma poi siamo a commentare le notizie del giorno con i nostri commentatori indipendenti. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Cambia il giorno, cambia l'orario per la nostra Gabriella Monti con Mi ritorni in mente ogni mercoledì dalle ore 15, solo su Radio Libertà. Bacini, bacetti, baciotti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Dal 6 aprile solo al cinema. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
C'è sempre un buon profumo di musica indipendente nella trasmissione di Sammy Varin dalle 13 alle 15, vero? Quasi fosse lo spiedo bresciano che mangeremo a Grumello del Monte il 1° maggio? Sammy Varin, sei malato, curati, vai dallo psicologo del PD, curati. Questo non c'entra niente con lo spirito bresciano, questo è il nuovo pezzo di Daniele Cobianchi, però effettivamente ha una pienezza tale musicalmente che ricorda lo spirito bresciano, quel sapore deciso. Va bene, la scesta, come si dice a Milano. Oceano, mare. Nuova canzone di Daniele Cobianchi, sconosciuto come artista, ma conosciuto come manager pubblicitario. Daniele Cobianchi ha voluto trasformare in musica la sua creatività. Bravo Daniele, complimenti e naturalmente un grazie a tutti gli artisti che contattano Sammy Varin. Prima abbiamo risentito il grandissimo Sergio Borsato, tornato a cantare dopo 15 anni, appena uscito con il nuovo album Liberi e Forti. Grazie a tutti coloro che scrivono la mail a sammy.varin@radiolibertà.net, chi mi contatta sui social, chi canta, chi scrive, chi recita, chi ha qualcosa da dire. Lo spazio su Radio Libertà c'è, fatevi avanti. Così come al venerdì si fanno avanti i nostri commentatori indipendenti per riavvolgere il nastro della settimana alle 14 del venerdì. Abbiamo con noi Chiara Soldani. Buon pomeriggio Sammy, come sempre un saluto a tutti i nostri ascoltatori. E ben ritrovata l'editorialista Made in Lombardia che scrive su leggifuoco.it, ma proprio negli scorsi giorni è apparso un suo articolo anche su ilgiornale.it. Tra poco vi dirà la sua sugli argomenti della settimana. Io certamente riassumo ciò che gli ascoltatori mi hanno scritto nelle ultime ore. Certamente siamo tornati a parlare di sostituzione etnica, certamente, di barriere antimigranti che l'Europa vorrebbe fare, ma non si può dire niente. L'Europa, mentre il blocco navale, no, siamo matti a fare il blocco navale, ma le barriere sì. Abbiamo parlato di suprematismo bianco, cielo anche quello, gli italiani che si estinguono, ma se provi a dirlo ti danno del suprematista, lo stile di vita, quello che proponeva la Boldrini, che invece non bisogna discutere, lo stile di vita dei migranti, che deve diventare anche il nostro stile di vita, ed effettivamente lo sta diventando, certo, tutti zitti e buoni, altrimenti il PD ti fa un culo paro. Il meticciato, manca il meticciato. Questa settimana non si è parlato di meticciato che piaceva tanto a Eugenio Scalfari e insomma mi sembra strano che ora nessuno lo tiri in ballo. Zitti, però noi del centrodestra abbiamo approvato il decreto Cutro. Silenzio! Ancora le segnalazioni sono state in questa settimana per la parola di Giorgetti. Niente tasse a chi ha dei figli. Ecco la Lega che piace al 110%. Il Parlamento europeo che ha votato un'altra mozione della maggioranza sinistroide sui diritti gay. L'Italia è come l'Uganda, troppi politici parlano contro i diritti gay. Per fortuna in metropolitana Roma non si può più parlare di ladri, soprattutto se sono zingari. E che volete ancora parlare di zingari, ladri? Non se ne può più parlare, ci sarà una onlus LGBT che veglierà che non si parli più di zingari che rubano. Sul 25 aprile la maggioranza ha inserito il testo dell'opposizione, lo ha votato. L'opposizione non l'ha più votato perché è stato sporcato dalla maggioranza. No, perché mancava il termine antifascista. Ma qua mi fermo, chiaramente ho riassunto un po' il giudizio dei nostri ascoltatori in questa settimana. Ora sentiamo quello di Chiara Soldani.
Grazie Sammy, devo dire che gli spunti sono sempre tantissimi, anzi mi permetto di unirmi a quelli che sono i complimenti per l'intervista appunto che hai realizzato poco fa con Sergio Borsato, che è stata veramente bellissima e insomma ha trattato anche temi extra musicali che riguardano proprio la storia, quella storia che viene sempre boicottata. Faccio riferimento per esempio alle foibe, che è un caso evidentemente eclatante, che tale rimane e purtroppo rimarrà, perché sappiamo benissimo quanto i doppiopesismi, queste prevaricazioni costanti da parte di certa stampa, di certi personaggi, di certi politici abbiano purtroppo sempre la meglio. Con questo non invito evidentemente all'arrendevolezza, ma chiaramente anche a quella che è un po' una riflessione. Infatti a seguito un po' di tutta questa carrellata che giustamente hai fatto e che riassuma un po' le opinioni, quelli che sono gli argomenti che hanno maggiormente colpito anche coloro che ci ascoltano e che sono sempre molto attenti, molto puntuali, direi che possiamo riassumere il tutto con strumentalizzazione e doppiopesismo. Strumentalizzazione perché ormai qualsiasi tipo di parola, persino le virgole, persino la punteggiatura, vengono scandagliate, analizzate praticamente sotto lenti di ingrandimento, come se si trattasse di batteri, come se fossero le analisi del sangue che devono essere analizzate appunto dal laboratorio. E ovviamente faccio riferimento alle parole di Lollobrigida, ma quello è un caso che in realtà si perde tra i tantissimi. Sostituzione etnica ovviamente va tutto contestualizzato, come dico sempre. In questo caso è una riflessione giusta, esatta, che è un po' lo specchio di quello che stiamo vivendo, della realtà, che vede da un lato il problema della denatalità, quindi di questo inverno demografico che ha raggiunto attraverso anche i dati Istat che ci arrivano veramente un apice assoluto di gravità. È un dato tragico che richiede riflessione ma soprattutto azione, e quindi poi ne parleremo riguardo appunto alle iniziative di Giorgetti e alle sue proposte. E dall'altro lato c'è il cosiddetto doppiopesismo al quale facevo riferimento prima, per esempio caso emblematico della settimana, la vignetta assolutamente criticabile sotto ogni forma, sotto ogni punto di vista e con qualsiasi definizione, perché comprendo la satira è irriverente, ci sta, ma credo che ci sia un limite a tutto, c'è il buonsenso, c'è il rispetto soprattutto nei confronti di una persona che non riveste incarichi pubblici, istituzionali. Faccio riferimento ovviamente alla sorella di Giorgia Meloni, e che insomma è stata umiliata, è stato diventato praticamente uno zimbello, messa così alla mercé sostanzialmente di chiunque, in pasto ai lupi della comunicazione, dell'opinione pubblica. Per quale motivo? Trovo che veramente questo sia squallido, e se un vignettista magari schierato più a destra, diciamo così, avesse preso di mira un personaggio, un politico, soprattutto donna, di sinistra, io penso che oggi avremmo assistito sicuramente ad un'interpretazione, a un'indignazione collettiva generale ben diversa. Quindi purtroppo la realtà che viviamo è questa, è un dato di fatto e certamente non è vittimismo, ma insomma è una disamina anche amara che ci tocca evidentemente fare. Sul fronte appunto di questi argomenti che si intrecciano, perché da un lato c'è l'emergenza immigrazione e giustamente Lollobrigida fa riferimento anche al dato appunto della denatalità. Le cose si possono assolutamente collegare, perché giustamente lo dicevi Sammy, ricordiamo benissimo le parole della Boldrini, no? Che parlava appunto dello stile di vita degli immigrati, l'immigrante che diventa sostanzialmente un po' l'archetipo del nuovo italiano. Quindi è più che giusto evidentemente collegare le due cose e crearne appunto un nesso stretto che evidentemente ci fa riflettere e anche ci preoccupa non poco. Situazione a Lampedusa, diciamo che in questi giorni ci sono stati relativamente meno sbarchi, perché le condizioni del mare lo hanno impedito anche il trasferimento soprattutto verso Porto Empedocle per alleggerire appunto l'hotspot, che è diventato veramente un punto nevralgico non solo per l'accoglienza ma soprattutto anche per queste situazioni di scontri che ci sono, di diatribe interne, c'è degrado evidentemente, ci sono problemi igienico-sanitari e ci sono anche delle continue guerre intestine, diciamo così, tra fazioni proprio di immigrati. Sono sostanzialmente tunisini, nordafricani, insomma lo sappiamo benissimo, per cui insomma è sempre stato il discorso del migrante economico ed evidentemente insomma non colui che scappa da una guerra effettiva.
ma a Lampedusa nella scorsa notte ci sono stati ben 5 sbarchi, ne sono approdati circa 242 che si sono però aggiunti agli altri 400 che nella stessa giornata appunto hanno raggiunto le coste siciliane. Insomma, quindi parliamo comunque sempre di dati e di numeri veramente preoccupanti. E poi c'è stato anche l'arrivo a Marina di Carrara della Life Support di Emergency, che è sbarcata con 55 immigrati, che era stata soccorsa il 15 aprile nel Mediterraneo centrale. Ma non solo, arrivano anche altri messaggi che giungono per esempio dall'Alarm Form che appunto chiede aiuto, chiede soccorso. A bordo ci sarebbero all'incirca altri 100 immigrati, quindi insomma numeri sempre piuttosto considerevoli, e non dimentichiamoci anche quello che accadrà a Ravenna, perché è previsto l'arrivo per il 24 aprile all'incirca, insomma verso appunto i prossimi giorni, della Humanity One con a bordo 69 sempre migranti, insomma quindi la situazione è sempre di assoluta emergenza. I più critici, come dico sempre, attaccano il governo, ma insomma diciamo che riguardo anche alle solite ingerenze dell'Europa, il governo italiano da solo nulla può, nel senso che sono certamente convinta che un clima di collaborazione sarebbe auspicato veramente da chiunque. In questo caso un governo che viene costantemente abbandonato a se stesso, un paese abbandonato a se stesso, ovviamente sto facendo riferimento al nostro, cerca di agire, di mettere in campo gli strumenti a propria disposizione, e mi pare che il governo appunto con tutta insomma la critica e l'obiettività del caso stia facendo appunto del suo meglio. E giustamente insomma parlavamo appunto anche del nuovo reato antiscafisti, perché appunto il Senato ha approvato senza portare modifiche il DL Cutro. Questo nuovo reato ovviamente ha l'obiettivo di disincentivare questo business illegale, questo traffico veramente di esseri umani, che è alla base poi dei naufragi, alla base di questi episodi così anche cruenti, perché in realtà il vero problema è questo, sono tutti coloro che alimentano queste vere e proprie tratte, crociere, che vanno addirittura tante volte a dipingere questi viaggi della speranza in realtà come se fossero quasi delle crociere. Abbiamo documentato tante volte i video, per esempio questi reportage, ricorderemo, ne abbiamo parlato probabilmente l'anno scorso all'incirca, comunque diversi mesi fa, dell'influencer tunisina che aveva appunto documentato la sua tratta, il suo arrivo in Italia. Insomma, diciamo che il vero problema alla radice di tutto questo evidentemente appunto questo traffico e questo business di scafisti che deve essere smantellato quanto prima. Il reato appunto del quale accennavo è il reato di morte o lesioni procurate da parte di chi organizza il traffico illegale di migranti, ovvero chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato in modo irregolare o in modo pericoloso per la vita dei migranti è punito con pene che vanno dai 20 ai 30 anni circa, se da tale azione appunto deriva la morte. Insomma, stiamo parlando comunque di strumenti, di segnali, di messaggi molto chiari, molto forti che vengono appunto lanciati dal nostro esecutivo. Torna quindi la logica dei decreti Salvini, che ricordiamo benissimo, ma la sinistra evidentemente deve sempre fare insomma un'opposizione che è più che legittima, ma in questo caso assolutamente sterile, come sempre pretestuosa. Per esempio le parole di Boccia che dice il DL è costruito sulla paura di fare paura. Mi pare invece che insomma questa sia un'interpretazione della realtà assolutamente di buon senso. Si analizzano i fatti per quello che sono, si analizzano i numeri che sono evidentemente emergenziali, quindi insomma Boccia diciamo che è la rappresentazione plastica di una sinistra che evidentemente guarda la realtà con delle lenti eccessivamente filtrate, diciamo così, che modificano evidentemente un po' anche la percezione del tutto, e insomma anche le sue esternazioni ultime ne sono una triste dimostrazione. Per quanto riguarda la natalità, lo accennavamo, altro tema caldo, avevamo parlato anche dell'iniziativa di Plasmon riguardo appunto al progetto Adamo, proprio per incentivare anche i dipendenti insomma
banalmente a fare figli, comunque a lavorare e contestualmente insomma portare avanti quelli che sono gli impegni, le responsabilità di una famiglia con delle agevolazioni, insomma con degli interventi concreti, e queste sono delle iniziative lodevoli delle quali evidentemente non si parla ancora abbastanza. La proposta di Giorgetti è una proposta politica che ovviamente guarda al futuro del nostro paese. Addirittura si è scomodato anche Elon Musk, del quale parlo nell'ultimo numero di Fuoco, che è già disponibile peraltro, che insomma quanto ad esternazioni e quanto a punti di vista è sicuramente molto discutibile per certi versi, però ha effettivamente dato una chiave interpretativa interessante sulla situazione demografica del nostro paese, dicendo l'Italia di questo passo sostanzialmente sta per sparire, è un paese troppo vecchio, ci sono troppi pochi bambini e quindi insomma bisogna agire. Chi ha potere, chi ha la possibilità di utilizzare degli strumenti è bene che agisca in maniera incisiva, soprattutto in una fase davvero così critica. Le proposte sono quelle di bonus familiari, quindi niente tasse per chi ha figli, incentivare appunto la nascita di nuove vite e ovviamente a sostegno della natalità e a supporto del ministro Giorgetti interviene anche Massimo Bitonci, che dice pensiamo a reintrodurre una detrazione di 10.000 euro all'anno per appunto i genitori con figli a carico fino al termine del corso di studi, anche studi universitari. Quindi non soltanto semplici sgravi alle famiglie, ma proprio una riduzione del numero di tasse da pagare. Approfondirò anche questo argomento prossimamente perché sì, si parla sempre di denatalità collegandosi un po' alla situazione, alla congiuntura economica, al lavoro sempre più precario, ai giovani che fanno fatica ad inserirsi nel mondo del lavoro, insomma, evidentemente a costruire un proprio percorso solido e individualmente soddisfacente, diciamo così. Però secondo me ci sono anche delle ragioni culturali di senso di responsabilità, per esempio, che vanno accuratamente indagate e poi sicuramente sempre avremo modo di approfondire anche questo argomento. E a proposito di responsabilità, a proposito di società, giustamente facevi accenno appunto al mio articolo per il giornale.it nel quale purtroppo parlo di una nuova moda, diciamo così, di una vera e propria challenge, ovvero una sfida sul web, quella che viene ribattezzata e chiamata sex roulette, ovvero la roulette del sesso. L'allarme è scattato nel bresciano, infatti sta indagando la Procura di Brescia, Dipartimento Soggetti Deboli, sta indagando su episodi sospetti che riguardano soprattutto minorenni, ragazzine molto molto giovani. In pratica questa nuova sfida, una delle tante che appunto prendono piede in questo mondo virtuale tristemente sempre più reale, verte su rapporti sessuali non protetti da compiere con uomini diversi. L'obiettivo, diciamo, è quello di non rimanere incinta nel caso in cui dovesse appunto, tra virgolette, capitare una gravidanza, si ricorre ovviamente all'aborto. Quindi diciamo che quello è un po' il fine ultimo, cioè non rimanere incinta, ma adesso c'è anche diciamo un nuovo elemento agghiacciante, pare appunto che all'interno insomma di questa challenge partecipino anche dei sieropositivi, quindi l'obiettivo non è soltanto non rimanere incinta con rapporti non protetti, ma anche non contagiarsi, non infettarsi sostanzialmente. Questo è uno dei tanti argomenti più agghiaccianti, evidentemente una delle notizie peggiori che sono emerse appunto nelle ultime ore, proprio in questa settimana. Dico che si tratta purtroppo di una rappresentazione tristemente fedele, preoccupantemente fedele di quello che sta accadendo nella nostra società, nelle nuove generazioni, evidentemente, che dimostra quanto ormai stiamo raschiando il fondo. Probabilmente l'abbiamo già raschiato, siamo già oltre una situazione di assoluto degrado, una mancanza di valori, argomenti che però ci danno la possibilità di riflettere, di rimodulare anche un po' tutto quello che noi anche nel nostro piccolo facciamo. E ovviamente, insomma, Sammy, io dico sempre, non possiamo rivoluzionare il mondo, stravolgere l'ordine generale delle cose, però siamo chiamati, ognuno di noi, insomma, a fare del nostro meglio, a preservare quanto più possibile quei valori che vengono costantemente boicottati. Valori con la V maiuscola, e se credete ancora nei valori avete scelto la radio giusta.
La nostra controinformazione prosegue, ma naturalmente noi ringraziamo l'editorialista Made in Lombardia, scrive su leggifuoco.it e su ilgiornale.it, Chiara Soldani. Alla prossima, Chiara. A te, Sammy, grazie a voi. E grazie naturalmente anche a chi ci segue, ci scrive WhatsApp al 346 642 7756 per commentare le notizie del giorno. Beh, se volete un commento alle notizie della settimana, non potete far finta di niente, non potete non andare sul sito www.informazionecattolica.it. Bacchettoni? Sicuramente, ma belli tosti. E intanto mi scuso per il ritardo, ma recupereremo i minuti subito dopo la pausa delle 14:30. Grazie per essere con noi al nostro editorialista Pietro Licciardi. Ciao Pietro. Ciao Sammy, grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori. Allora, inizio subito. Anche se il 18 aprile era 3 giorni fa, vorrei aprire con un mio articolo dal titolo "Il 18 e non il 25 aprile è la data che tutti gli italiani dovrebbero ricordare". Sì, perché la sconfitta del fronte socialcomunista nelle elezioni del 48 fu una vera vittoria di popolo, mentre il 25 aprile, di cui si è appropriata ormai la sola sinistra, si è ormai caricato di troppa retorica e non importa più a nessuno, senza parlare del fatto che forse siamo gli unici al mondo ad aver fatto di una clamorosa sconfitta militare, l'inizio di una sudditanza che dura tutt'oggi, una festa nazionale. Angelica La Rosa invece ci parla di un episodio tenuto nascosto per ben 200 giorni dalla stampa allineata, ovvero lo stupro di una ragazzina avvenuto alla festa piddina dell'Unità di Bologna da parte di uno straniero. Lascio immaginare a voi cosa quelle stesse testate omertose ci avrebbero costruito sopra se lo stupro fosse avvenuto, diciamo, a Pontida, durante un raduno della Lega, e se fosse stato coperto o ignorato. Jacopo Coche ci ricorda che quando un paese accetta di uccidere i propri anziani o malati, ci mette poco ad arrivare a garantire la morte per chiunque, anche i bambini, solo perché in condizioni di fragilità. Ebbene, questo è quanto sta per avvenire in Olanda, dove si fanno morire anche i minori ritenuti incurabili, che poi è la solita foglia di fico per nascondere la verità, ovvero l'eugenetica nazista. Questo sia un monito per noi italiani, in cui i delinquenti pro morte non demordono e vorrebbero che l'eutanasia diventi legge anche da noi. Francesco Bellanti commemora il grande Albert Einstein, morto il 18 aprile 1955 a Princeton, ricordato per la sua teoria della relatività, che gli ignoranti associano al relativismo. Tra l'altro, uno dei maggiori diffusori della teoria einsteiniana fu un sacerdote, Georges Lemaitre. Ma soprattutto Einstein nel 1940 ebbe a riconoscere che solo la Chiesa ha fatto quadrato sul percorso della campagna di Hitler per la soppressione della verità. Non ho mai avuto in precedenza un interesse particolare per la Chiesa, ha detto ancora Einstein, ma ora sento verso di essa una grande ammirazione, poiché la Chiesa sola ha avuto il coraggio e la perseveranza per difendere la verità intellettuale e la libertà morale. Mi trovo quindi costretto a confessare ciò che io un tempo disprezzavo, ora io lodo senza riserve. Ti fermo soltanto per un istante che abbiamo 30 secondi di pausa e poi torniamo ancora insieme per qualche minuto con le notizie di informazionecattolica.it. Fermi tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E ridiamo subito la linea a Pietro Licciardi e Sammy Varin.
Grazie alla regia di Milano, informazione preziosa, la controinformazione di informazionecattolica.it, facilmente recuperabile anche su Facebook. Ancora Pietro Licciardi, prego. Benissimo, allora riprendiamo con Angelica La Rosa che dall'America ci dà una buona notizia, ovvero il crollo in borsa della birra Bud, dopo che a sponsorizzarla è stato chiamato un famoso trans. E a quanto pare anche in America la gente comune ha le scatole piene della martellante campagna di indottrinamento LGBT, eccetera, eccetera, secondo la quale a dettare leggi oggi deve essere solo l'1, qualcosa della popolazione occidentale. Daniele Trabucco e Filippo Borelli parlano della green economy e del Green Deal europeo, che ci porteranno ad una decrescita che però sarà molto ma molto infelice. Prosegue infatti la marcia dei seguaci della religione gretina che sta condizionando anche l'attuale governo, purtroppo. La marcia ci priverà delle nostre automobili, esproprierà di fatto moltissimi italiani della casa, ci costringerà a cibarci di vermi e insetti. Insomma, un delirio che non porterà benefici all'ambiente, ma che ridurrà la nostra vita e quella dei nostri figli ad un inferno. E come ormai ci hanno abituato questa Europa sedicente e democratica, guai a manifestare dubbi e perplessità. Sabrina Righetti segnala che i vescovi americani si sono coraggiosamente schierati con una nota pastorale sui limiti morali della manipolazione tecnologica del corpo umano. In essa una raccomandazione semplice e di buonsenso per i giovani che soffrono della cosiddetta disforia di genere, ovvero che sentono di appartenere ad un sesso diverso da quello loro assegnato dalla natura. La raccomandazione è semplicemente di aspettare, dato che l'80-95% di loro finisce per accettare spontaneamente il proprio sesso. Ma questo ovviamente non piace alla lobby LGBT, eccetera, eccetera, e a chi ha costruito il proprio business sulle operazioni chirurgiche che rovinano per sempre la vita di tanti. Scusate. Chiudo ricordando il nostro nuovo blog di Geopolitica Quotidiana, che si sta arricchendo di numerosi articoli e video che affrontano argomenti e aree del mondo ignorate dai nostri media, o le cui notizie sono affrontate in modo volgarmente propagandistico. Questa è sempre la primavera che imperversa. Come ad esempio pensiamo alla guerra russo-ucraina. Ecco, su Geopolitica Quotidiana ci occupiamo ad esempio di Armenia, Sud America, Libano, Siria e Cina, con articoli e interviste semplici, dirette, veramente alla portata di tutti. Anzi, segnalo subito l'intervista che è stata fatta a 4 esperti di geopolitica e relazioni internazionali su alcune questioni ancora poco chiarite della guerra russo-ucraina. Ad esempio, perché nonostante in Donbass se le stessero dando di santa ragione da 8 anni nessuno è intervenuto per impedire che si arrivasse ad una prevedibile guerra? E poi l'ONU è veramente spacciata? Oltre al video integrale, questa settimana la sintesi pubblicata pure su Informazione Cattolica dell'intervento di Mirko Campochiari e Silva Boltuk. E con questo, caro Semmi, è tutto anche per questa settimana. E come? Con raspino o senza raspino, signori? Preziosa è l'informazione di informazionecattolica.it, da cercare in rete, da cercare su Facebook, da meditare. Grazie Pietro Licciardi, buon fine settimana. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.